Invece che singole e limitate zone rosse, Udine ha optato per una zona rossa molto ampia che abbraccia praticamente tutto il centro. Per alcuni sindaci dell'Interland udinese sale la preoccupazione perché l'allontanamento di figure potenzialmente pericolose potrebbe riversare le stesse nelle periferie. Posto che io sono favorevole alla zona rossa, ritengo che comunque qualsiasi provvedimento adottato non debba essere guardato sotto il lato, sotto il profilo militare, non militare, ma guardi all'obiettivo che si vuole raggiungere. Se i cittadini ci chiedono maggiore sicurezza, maggiore senso di tutela, è chiaro che dobbiamo mettere in campo tutte le possibili capacità. Cerco di dare risposta anche alla domanda che Stefano ha fatto a Laura, cioè il fatto di mettere un limite vuol dire che rischiano di più quelli che sono intorno alla cintura, oltre quel limite. Effettivamente stamattina che leggevo l'articolo, il primo pensiero è stato quello, no? Cioè, è fuori dalla zona rossa, cosa succede? Tiene banco il tema della sicurezza, con tante iniziative messe in campo da Campoformido e Pagnacco, anche se si sottolinea che la maggior parte degli interventi si occupa sempre della cura, quasi mai della prevenzione. Purtroppo nell'Interland ci sono delle postazioni che sono più ghiotte economicamente e anche strategicamente di altre. Abbiamo pensato proprio a Villa Primavera, è una di quelle più critiche, Favorisce, no? Perché i di campi. inserire delle telecamere di lettura a targhe. Siamo andati anche in comitato di sicurezza per procedere e adesso sono in fase di installazione sui punti di accesso della frazione con telecamere di contesto che poi vadano ad aiutare le forze dell'ordine, però il problema è dopo. Dopo. Abbiamo una logistica di zone che sono più ricercate anche perché è più facile la fuga. Pagnacco viene attraversata da due strade regionali che permettono quindi in maniera molto veloce di scappare sostanzialmente. Quindi molte delle nostre zone sono state, ahimè, toccate dai furti. Abbiamo inteso una collaborazione anche noi con il comando di carabinieri di Feletto, però anche loro, poveri, hanno una zona talmente vasta da monitorare che non ce la fanno proprio fisicamente